morto chi sarebbe? Un altro? Sarebbe lo stesso, però questo, diciamo, questo che io sto dicendo adesso del bruciature o meno risale agli anni 75-76, di preciso non lo ricordo. Cioè, ora invece nel 93 o 94, non ricordo di preciso, è stato, diciamo, ucciso questo Zuccaro Giovanni. Non so se fosse fratello di Zuccaro Nunzio o cugino, comunque sono... Zuccaro Nunzio cosa sa? Zuccaro Nunzio l'ho conosciuto anche lui in carcere? Lui a me? No, lei lo ha conosciuto in carcere? Sì. In che periodo? Quando venne arrestato, anche se io di vista di già lo conoscevo in quanto lui abitava nella zona di via Villa Scabrosa. E ha avuto indicazioni sull'omicidio del fratello? No, sapevo che lui, dopo la morte di, diciamo, questo fratello cugino, Nunzio Giovanni, sì, camminava liberamente, camminava tranquillo, non camminava nemmeno armato, il che ho dedotto che quantomeno lui sapesse l'origine della morte di questo suo congiunto parente. E sul fatto che egli fosse inserito in organizzazioni o meno? Sì, l'ho detto prima, era uno dei responsabili del gruppo Santa Paola. Ecco, quando lei parla di responsabili, cosa intende dire? Diciamo che i cosiddetti capi decina. Ma per lei capodecina chi è? Uno che ha diciamo, i cosiddetti responsabili di zona. Lei conosce Pulvirenti Armando? No. Lei ha avuto mai contatti con Nino Pulvirenti, il figlio del Malpassoto? L'ho conosciuto a carcere a Nino Pulvirenti, figlio del Malpassoto. In che periodo? Nel 91, mi pare, o 92, quando fui arrestato, nel 91. Sa di specifiche attività delittuose eventualmente commesse dal Pulvirenti? Cioè, c'è qua un discorso che parte da Pulvirenti Nino, però non c'entra niente, e poi arriva a Marcello D'Agata, in quanto... Faccia capire. Sì, appunto, dovrei un po' spiegare. Un giorno viene effettuata, siamo su finire, se non ricordo male, dell'anno 90, un'estorsione in danni di un'agenzia Olivetti a Paternò, il che il proprietario si rivolge a un mio amico, Sebastiano Tomaselli. È vivo questo Sebastiano Tomaselli? No. Allorché io mi reco a Paternò da Enzo Murabito e vado da questa agenzia dell'Olivetti. Ho presentato a Enzo Murabito, a questo signore dell'agenzia, spiegando a Enzo Murabito che stava subendo un'estorsione e che era una cosa che mi interessava particolar modo di vedere un po' di che si trattasse. Enzo Murabito mi dice: questo sicuramente sarà un'opera di gente di Mappassotto, comunque lo vediamo. Dopodiché mi dice: sì, sono gente del Mappassotto, dice, già dice, li abbiamo individuati, ora però dice non ci chiamano più. Vedo arrivare dopo qualche giorno ancora Marcello D'Agata nel mio negozio e mi parla di questa estorsione all'Olivetti di Paternò.
E mi dice: sì, sai Pippo, siamo noi interessati a questa estorsione. Dici: ma non tanto per quanto riguarda in se stessa questa estorsione, ma se ci può fare la cortesia questo signore, se potrebbe avvisare la sede centrale dell'Olivetti, che si trova praticamente sottoposto ad estorsione. A quel punto io mi sono messo a ridere e ho detto: Marcello, ma ti rendi conto che stai parlando dell'Olivetti? Ma ti rendi conto che stai parlando di De Benedetti? Ti rendi conto che stai parlando di apparati dello Stato? Redendo. Dici: sì, non ti preoccupare, tu se ci puoi fare questo favore, se glielo dici. Ho detto: Marcello, ma guardi che quelli ce l'hanno nella voce cliente, nel tabulato, nel computer, nemmeno sanno che questa persona esiste a Paternò. Quello sicuramente non conosce a nessuno là, è semplicemente un cliente anche lui dell'Olivetti. Se tu hai bisogno, non so, un qualcosa, io glielo posso anche dire, te la faccio anche regalare. Ma questo non gli si può chiedere a queste persone. Cioè, in sostanza, cosa avrebbe dovuto chiedere? Che dicesse alla sede centrale dell'Olivetti, sì, che a Catania era sottoposto ad estorsione. Ho detto: ma scusate, ma quella è una persona, è tutto spaventato. Mi era arrivata anche notizia che anche l'Olivetti, vicino al tribunale, là, mi pare che sia via Francesco Riso, qualcosa del genere, non ricordo bene la via Firenze, nello stesso periodo era sottoposta ad estorsione. Ho detto: ma poi, a quanto capisco, qualche estorsione alta mi pare che c'è in atto su questa linea qua. Vedo un po' di trovi altra gente che magari potrebbe avere questi canali, perché mi pare difficile, perché oltretutto ci vorrebbe poi anche a sua volta l'intervento della commissione interna dell'Olivetti, persone nella commissione dell'Olivetti. Dici: no, ma su questo non ci sono problemi, perché noi abbiamo già le persone che eventualmente sono disposti ad appoggiare questa nostra, diciamo, richiesta all'interno della commissione. E allora vedi un po' in altre parti. Dici: ma sai, era una cortesia che ci chiedeva, non te la posso fare questa, ti posso fare regalare un computer, ti posso fare regalare un telefono. Più di questo non posso fare, perché quel signore non ce l'ha questi rapporti con la Olivetti, è un semplice concessionario. Dio, va bene, ma dici, vediamo un po' se possiamo trovare altra gente. E ho detto: ti auguro buona fortuna. Ed è finita qua. Poi non ho saputo più oltre. Ecco, questa vicenda però come si ricollega alla domanda che avevo fatto sul Pulvirente? Pulvirente Antonino, perché mi si ricollega in quanto all'origine si parlava di Mappassotto, per cui io mi aspettavo che venisse qualcuno da Mappassotto, invece è venuto lui. Ho capito. Ferone, lei conosce i fratelli Branciforti? Li ho conosciuti a carcere di Catania, a carcere qua di Bicocca. In quale periodo? Quando venne arrestato ora, nel 94. Sa se sono inseriti in organizzazioni criminali? Sapevo che Filippo Branciforte forse era il responsabile di San Giorgio per quanto riguarda il gruppo Santa Paola. E l'altro fratello? Giuseppe? Sì. In gergo si dice ecco Trasennesci, ecco Niunnau, cioè a volte si diceva di sì, a volte si diceva di no, era un lavoratore, non era un lavoratore, per cui c'era una mezza confusione su Giuseppe. E queste indicazioni lei dove le ha prese? Li ho prese fuori dal mio stesso gruppo, dai Platania, che fra l'altro dovrebbero avere dei rapporti di parentela. I Platania con i Branciforti? Sì.
Lei sa se c'era o c'è qualche altro fratello dei Branciforti, dei due fratelli che ha indicato adesso? Sapevo di un altro fratello ma che è stato ucciso. Il periodo in cui è stato ucciso? Non ricordo se è l'85, 84, più o meno, non lo ricordo di preciso. Lei ha parlato di Fichera Paolo. Sì. Ecco, sa che dove si trova il Fichera, che fine ha fatto il Fichera, che fine ha fatto? Si sono dette tante voci, si sono dette che sia scomparso, si sono dette che invece è partito, non c'è, di cui non so di preciso. Per quanto riguarda il mercato ittico, le risulta se il Fichera si avvale di qualche personaggio per esplicare la sua attività interessata appunto al pesce spada? Ma loro c'hanno i box. Dico, è collaborato da qualcuno? Sì, non ricordo attualmente come si chiama. Lei non lo ricorda? No, in questo momento no. Lei ha parlato di tale Russo di Aci Trezza, ricorda se questo russo ha qualche soprannome? Non lo ricordo, comunque Turi Russo è società, non so se è in società a tutti gli effetti, società di fatto con Balastro. Anzi, tengo a precisare una cosa a proposito del Balastro, che il Balastro all'origine, diciamo che è assoggettato a Russo. E successivamente? All'origine è assoggettato a Russo. Vabbè. Che successivamente si sia, diciamo, psicologicamente ambientato, non lo so, comunque non credo, perché ho visto sempre che è un pauroso. Lei ha fatto riferimento, a proposito della vicenda del mercato ittico, ad un box di cui era titolare Franco Lombardo, unitamente a tale Giacca di Caccia, se non ricordo male. Titolare, erano in società, in gestore, qualcosa del genere, si appoggiava. Ecco, Franco Lombardo che fine ha fatto? Franco Lombardo è stato ucciso. Lei sa perché è stato ucciso? Ma si disse allora, dice che non ha fatto inquadrare i conti del tonno, queste storie qua, è quello che si diceva, diciamo, in giro giù, diciamo, nella zona della Marina. Ecco, ma il Lombardo di che cosa si occupava in particolare? Di pesce, di tutto, ciò che atteneva il pesce, tutti i tipi di pesce. Se non ricordo male, nei miei appunti leggo che lei ha fatto riferimento al fatto che in particolare si occupasse del tonno, oppure... Sì, in particolare del tonno, ma anche altri pesci trattano, altri tipi di pesci, il pesce azzurro, lo trattano anche, perché il tonno potrebbe anche avere un periodo. Lei ha detto perché non faceva inquadrare i conti, innanzitutto le sue informazioni da che cosa provengono? Così... Da quello che si sentiva dire allora, in quel periodo là, quando, diciamo, c'è stato questo omicidio, si è saputo di questo omicidio. Ecco, ora un'ultima domanda. Io volevo capire qual è il suo ruolo, qual è stato il suo ruolo nell'ambito della organizzazione della quale lei faceva parte. Lei ha detto che faceva parte del gruppo Tigna. Ecco, che ruolo ha avuto lei innanzitutto ci dica i periodi di detenzione dei Tigna e ci dica anche
Qual è stato il suo ruolo nell'ambito di questa organizzazione? Dunque, a partire dai periodi di detenzione. Non ho sentito. Partiamo dai periodi di detenzione, sì. Dico, dei Tigna, dei Sciuto. Sì. Che Giuseppe Sciuto sulla metà dell'88 venne arrestato e poi è stato scarcerato sul finire dell'88-89, primi 89, è stato scarcerato, quando era stato arrestato per un porto d'armi abusive o qualcosa del genere. Poi venne arrestato successivamente, se non ricordo male nell'89, se non ricordo male. Questo chi? Giuseppe Sciuto. Giuseppe Sciuto. Il capo di questo gruppo chi era? Simbolicamente Giuseppe Sciuto. Simbolicamente. Di fatto? Di fatto? Biagio Sciuto. E nei periodi di detenzione di Biagio e di Pippo? Sto arrivando a questo appunto. Sì. Nel maggio del 90 venne arrestato Biagio Sciuto insieme a Antonino Puglisi, il che praticamente mi trovai io a portare avanti, diciamo, questo gruppo in qualità praticamente di responsabile. Fino alla data del 91, quando io venne arrestato. Poi lei, dopo questo arresto, quando è stato scarcerato? Nel 92? E quando lei è stato scarcerato c'era qualcuno dei due fratelli libero? Dei fratelli... No, ancora no. E chi ha assunto? Poi nel frattempo, essendo che era stato scarcerato Gaetano Lautani, sempre nel 91, Antonino Puglisi, qualche giorno dopo di me è stato scarcerato anche lui, praticamente ci siamo ritrovati tutti e tre. Tutti e tre chi? Io, Puglisi, insieme anche a Mimmo Longo, in quanto durante la mia, diciamo, detenzione c'era Mimmo Longo, responsabile di questo gruppo in pratica. Sì. Insieme a Mimmo Longo, diciamo, a guidare questi gruppi. E poi? Poi è uscito, sul finire del 92, è uscito Giuseppe Sciuto, non ricordo se era novembre, dicembre, mi pare novembre. Naturalmente c'è Giuseppe Sciuto a comando di questo gruppo, in quanto io ero molto riguardoso in queste cose, rispettoso in queste cose. E Giuseppe Sciuto è stato ucciso? Appunto, in che periodo? sempre nel 92, mi pare che fosse dicembre 92, qualcosa del genere, Dicembre 92. se non ricordo male. Venne ucciso E chi ha assunto le redini? e naturalmente mi sono nuovamente ritrovato a guidare nuovamente questo gruppo. Perché Biagio Era in galera. era in galera. Sì. Il Puglisi aveva optato per i Lautani e per cui mi sono ritrovato a guidare questo gruppo. Fino al momento in cui è stato tratto in arresto definitivamente, è così? Sì, diciamo. Un'altra domanda. Controsame, chi inizia? Sono io, l'avvocato Russo, Presidente. Signor Ferone, lei ha parlato
più di una volta di Aldo Ercolano. Per quello che le risulta, Aldo Ercolano aveva degli amici, frequentava, dico a parte persone di malavita o gente appartenente a gruppi malavitosi, le risulta che frequentasse anche, che avesse delle conoscenze, delle persone che frequentava così, per amicizia. Io non ho mai incontrato Aldo Ercolano in un ristorante o in un bar o non so, in una serata di gala, per cui non lo so. Sostanzialmente tutte le persone che lei ha conosciuto e che ha riferito essere frequentatori o comunque che avessero frequentato Ercolano, tutta gente che in qualche modo facesse parte della malavita. Non le è mai capitato di sapere, non le risulta che Ercolano avesse degli amici, dei conoscenti? Ma se per questo ne ho anche parlato relativo al fatto del il bar de Paris, e che i proprietari, quando si sono rivolti a loro, che erano compagni di scuola, eccetera eccetera. Questo sì, mi pare di ricordarlo. Voglio dire, signor Ferone, che lei possa dire, perché se non lo sa, io le faccio la domanda, se non lo sa lei non è tenuto a rispondermi. Non lo so. Non lo sa. Dico, Ercolano, per quanto tempo lei ha avuto modo in qualche modo di seguirne le gesta, di conoscerlo, di frequentarlo? Pare da tanto tempo, no? Ma Ercolano non era oggetto di mia attenzione, anche perché io avevo grande stima di Ercolano, per cui io non ero che cercavo di vedere o di guardare questi suoi gesti. Attenzione. No, mi sono spiegato bene. No, l'ho capito perfettamente, sto dando la risposta in tutto quello che lei cerca di dire. Le ho detto... No, io non cerco di dire, ascolto lei. No, appunto, cerca di esprimersi, cerca di farsi capire. Sì, perfetto, prego, perfetto. Sto dicendo che Ercolano, tutte le volte, diciamo, in un certo modo che ci sono state, diciamo, le occasioni di vederci per qualche motivo o altro, io lo vedevo con queste persone qua. Qualche volta ho detto che l'ho visto anche da solo, e per questo, che poi magari Ercolano avrebbe delle amicizie pulite, disinteressate, io credo che è normale. Certo, no, ma io non volevo sue supposizioni, lei è testimone. Allora, mettiamola così. Lei ha mai incontrato Ercolano con persone che lei non conoscesse, visto che tutti quelli che conosceva, lei a quanto pare erano persone di malavita? Cioè è capitato qualche volta che lei vedesse Ercolano con persone da lei sconosciute? Ecco. No. Mai? No. Signor Ferone, io, se ricordo bene, ho cercato di seguire il suo esame. Lei mi pare che abbia detto più di una volta di essere vissuto, cresciuto nel quartiere, diciamo nella zona di Piazza Bobbio, Viale Libertà. Ho capito? Sì? Sì. E cresciuto significa che lei frequentava questi posti, è nato lì, li frequentava da ragazzo? Sì. Lei a quell'epoca lavorava, faceva qualcosa, cioè in età in cui non aveva ancora deciso, insomma, di occuparsi di cose poco belle, ecco. Io lavoravo anche. Che faceva? Carrozziere. Come? Carrozziere? Carrozziere, sì. Si occupava di carrozzeria o di lattoneria? È la stessa domanda. No. Sì. Capisco che il negozio è lo stesso, il carrozziere, può anche darsi che io sbaglio, il carrozziere è colui che aggiusta le vetture. Il lattoniere qual è? Il lattoniere che lavora col carrozziere non è colui che dipinge, è colui che ripara, nel senso di riporta. Comunque va bene, io alla voce nel vocabolario, alla voce carrozzeria, carrozziere e lattoniere è la stessa cosa. Allora, la sua specialità, io mi sono espresso male. No, mi dica, è carrozziere, lattoniere. Ho capito. E ricorda da che parte, dove? In via Pietro Mascagni, De Cannavò. Ho capito. Questo pressappoco fino a quanti anni? Fino a 18 anni, 20 anni più o meno. Lei ha titolo di studio, signor Ferone? La quinta elementare. Lei ricorda in quell'epoca o prima di aver conosciuto
fra quelli che frequentava, che lei frequentava anche ragazzi, insomma, mentre lavorava aveva anche degli amici, no? Dei conoscenti. Sì. Lei ricorda di aver conosciuto qualcuno che avesse avuto da piccolo dei problemi col padre, un certo Turi, che fosse fosse stato quasi abbandonato dal padre? Dico amicizie giovanili, intendiamoci. No, l'ho capito. Che faceva di cognome, se lo ricorda questo Turi, se non lo ricorda niente. Abitava in via Vincenzo De Paoli? Non lo so con certezza, comunque se lei se lo Era con la nonna e la mamma? mi pare proprio di sì, lo potrebbe descrivere Sì, fisicamente, pressappoco. Turi Santacono, Esatto, alto, moro. esatto, ha detto Turi Santacono, Sì, Santacono. sì, Questa persona, per quello che le risulta, Sì. era, io uso il suo gergo, No, perché dico così, sì. dico uso il suo gergo perché è più semplice. Era un lavoratore, come dite voi, o faceva parte del mondo della malavita? Io lo conosco per grandissimo lavoratore. Ho capito. Sinceramente mi sorprende anche come mai mi sta parlando di questo personaggio. Comunque va bene, vado avanti. Evidentemente vuol dire che ci sono attinenze, è una mia curiosità più che altro. Va bene. Io non so se riuscirò a soddisfarla, ma No, non soddisfarmi niente, per l'amor del cielo. Qua bisogna soddisfare la corte. infatti è il mio scopo. Allora, dicevamo, lei ha conosciuto questa persona, Turi. Sì? Questa persona nel corso degli anni qualche volta ha avuto modo di rivederla, sia pure sporadicamente, di rincontrarla? Sì. Ecco, io le chiedo, ripeto, se le risulta, intendiamoci, Sì. anche nel corso degli anni le risulta che questo ragazzo di allora e uomo poi fosse un lavoratore, come ha detto lei, un grandissimo lavoratore, oppure ha avuto notizia in qualche modo che facesse parte del mondo della malavita? Io sinceramente, onestamente, devo dire che escludo che faccia parte della malavita. Se è della stessa persona che stiamo parlando, avvocato, Turi Santacono, che abitava con la nonna e la madre in via Vincenzo De Paoli, scendendo da piazza Bovio prima di arrivare in via Ventimiglia, io lo escludo categoricamente. Poi non lo so, va bene. Dai. cioè, a mia conoscenza. Perfetto. Ora, signor Ferone, a me spiace ricordarle quello che capisco è una piaga ancora aperta e che credo che mai si potrà Se non ha sanare. attinenza con il processo le pregherei cortesemente se posso volare. Se ha attinenza, No, per carità, attinenza io sono disposto. Purtroppo sì, se no non mi sarei Sì, mi permesso. dica, sì. Non mi sarei permesso. Sì. Lei dopo un certo avvenimento, ecco, diciamo così, era successo un certo fatto che l'aveva sconvolta. Nel 95, se non vado errato, lei viene a Bicocca, giusto? Al carcere, dico, di Bicocca. Sì. Quell'avvenimento già era accaduto, è così? No. Allora, cerco purtroppo di essere più chiaro. Lei aveva già perduto un figliolo? Sì. In che epoca lei parla? 95. Che mese? Beh, allora devo chiederle quando le è accaduta la disgrazia, ecco. Perfetto, il 17 marzo del 1995. Successivamente a questa disgrazia lei ha avuto occasione di venire a Bicocca? Al carcere, dico. No, Non è venuto più a Bicocca? io a Bicocca successivamente... No, aspetti un po', guardi che io sono stato trasferito da Bicocca il 31 marzo del 1995, giorno in cui è stato ucciso anche lui barbaramente mio padre, no? Un attimo, e che è stato proprio il momento in cui io, a qui presente il dottor Bertone, ho chiesto la protezione per tutta la mia famiglia perché avevo capito perfettamente il meccanismo infame a cui ero oggetto. Ho capito, io non le chiedevo soltanto il tempo. Per signor cui Ferone. io sono praticamente stato trasferito da qui, da carcere Bicocca, Il 31. il 31 marzo, portato a carcere di Messina Gazzi. Sì. Ora, io le chiedevo un'altra cosa, Sì. per la verità
se no non avrei toccato questo tasto. No, no, io ho detto sei attenente, perché ho sentito qualche avvocato che ha anche illazionato. Un buon avvocato non può illazionare, per questo io l'ho detto, mi scusi avvocato. No, no, ma fra Si deve attenere scrupolosamente e rigidamente ai atti processuali. Vabbè, Presidente, si capisce che dica così, insomma, sul piano umano. Allora, voglio dire, io le ho chiesto e lei mi ha risposto, se non vado errato, perché se no non capisco più nulla. Il 17 era successa la prima disgrazia, è così? Sì, sì. Quindi se lei mi dice che è stato trasferito il 31, il 17 lei era a Bicocca, è così? Sì. Oh. Lei l'ha saputo subito, presumo? Alle 11 di sera. Esatto. Lei che era lì al carcere, Sì, in qualche modo sì. ha cercato di sapere, di capire come e perché fosse successo, se ne è rammaricato con qualcuno, se ne è lamentato, ha cercato di capire se ci fossero ulteriori pericoli per lei, per la sua famiglia, insomma ne ha parlato al carcere con qualcuno? Io ad un dato momento, circa dopo una decina di giorni, siamo attorno ai 26-27 del mese, Sì. sempre di marzo, Sì. ho parlato un po' di questo fatto solo con Marcello D'Agata, nel senso dicendogli un bel giorno: ma secondo te su che piano la inquadri? Detto così, vediamo se tu sai darmi una spiegazione in merito. Su che piano tu la inquadri? Su quale ottica la vede una mossa del genere? Quale senso potrebbe avere? Mica questo qui potrebbe avere una vendetta. Questa è la più schifosa, la più infamante delle vendette, perché non ha senso che uomini d'onore, uomini importanti come si credono di essere i Lavutani, uccidono mio figlio e lasciano vivo me. Allora lui mi risponde con pacatezza: secondo me, dice, posso darle una sola inquadratura, il che se tu ti penti loro non gli interessa niente a nessuno, se ti penti non gli interessa niente a nessuno, d'altronde sono tutti rovinati, potrai semplicemente rovinare gente che sono avversari a loro, per cui le fai anche comodo. Detto osservazione acuta. Speravo tanto che si fermassero là. No, no, aspetti, poi andiamo avanti. Credo che lei in qualche modo mi abbia risposto. Ora io volevo capire, da questo colloquio che lei dice di aver avuto col signor D'Agata, innanzitutto le chiedo, mi scusi, forse non ho capito bene io, lei di questa cosa ne ha parlato, cioè di questa cosa intendo dire, di questo suo dolore, di questo suo lutto, di questo suo stupore, amarezza, ne ha parlato soltanto con lui o anche con qualcun altro? Dico, c'era qualcun altro? Ma non c'era di bisogno che ne parlavo io, diciamo che quando succedono queste cose c'è sempre, quando si viene, si fanno le condoglianze, ognuno è dispiaciuto, diciamo che tanti erano dispiaciuti. Tanti erano dispiaciuti. E mi scusi, il signor D'Agata si è mostrato dispiaciuto, non lo so, cosa le ha detto a parte quello che mi ha riferito? Cioè, voglio dire... Niente, questo qua, basta, poi non si parla più di altro. Si è dissociato in qualche modo da questa azione, l'ha censurata, ha detto che era una cosa schifosa, voglio dire... Ma le frasi hanno poco valore. No, ma io non parlo... Quando non si prendono prese di posizione, sono fatti questi. Cioè, le prese di posizione, quelle che dico io, erano quelle, io non dico che volevo aiuto, perché non chiedevo aiuto, ma chiedevo semplicemente che avrebbero preso delle distanze a queste persone che hanno messo in atto questi, diciamo, sistemi infamanti. Sì. Cioè, questo qui chiedevo, niente di più. E questo, dico, Non volevo che facessero una guerra per me. Certo, io siccome lei, se ho capito bene ieri, lei nel narrare questa tristissima vicenda ha fatto capire che in qualche modo si aspettava di più, insomma che volesse... No, io non mi aspettavo di più, volevo solo che prendessero le distanze, niente di più. Perfetto, prendessero lei, adesso Sì, ha detto le distanze. quel mosaico che diciamo che si stava instaurando, quella, diciamo, come si suol dire, quel sodalizio che cercavano di creare,
all'interno di tutti i gruppi catanesi, dinanzi a un fatto così eclatante, così infamante, così vigliacco, ognuno era giusto che prendesse. No, mi scusi, avvocato, non tanto. No, mi ripeta dopo mi ripeta anche la domanda, mi scusi avvocato, non tanto per me, e questo io l'ho specificato tante volte, perché ormai io lo sapevo che mio figlio non tornava più, di questo io ne sono pienamente convinto, cosciente, lo so, ma per gli altri che rimanevano, ho detto ricordatevi, è una brutta piega, è una cosa infamante, non si fermeranno più queste cose, queste sono cose da pazzi. Coppiamoci noi che apparteniamo alla malavita, coppiamoci noi che abbiamo fatto del male, quelli che non ci c'entrano, non li inseriamo in questo contesto. Mi scusi, io sono disposto ad ascoltarla. No, per la miseria. No, perché fra l'altro, dico, lei cerca di spiegare, però per la verità, lei aveva in qualche modo risposto alla mia domanda, a un certo punto poi probabilmente il dolore l'ha fatta andare avanti. Io le volevo chiedere e le ho chiesto e lei in qualche modo me lo ha già detto. Cioè lei si aspettava non azioni, ma che prendessero le distanze, è così, cioè che prendessero posizione, ha usato questa Ma non per me, avvocato, glielo ripeto, non per me. Signor Ferone, io non sono non per me, mi creda, ma per il seguito che poteva succedere. L'ho capito. Ormai più a me mi era successo. Signor Ferone, l'ho capito. Dico, quindi lei si aspettava che in qualche modo al carcere, in quel gruppo, da quelle persone si prendessero le distanze. Ora, per quello che vale, dico, lei adesso, se glielo chiedo adesso, lei mi risponda senza andare... Il signor D'Agata, secondo lei, l'ha prese queste distanze, sì o no? Non lo so. Come non lo sa? Scusi. Si lamenta, mi perdoni, io voglio capire se lei... Io non mi lamento, guardi avvocato, io non mi lamento. Mi scusi, io l'ho ascoltata e l'ha ascoltata la Corte. In qualche modo lei ha manifestato rammarico perché queste distanze non si fossero prese. No, io ho manifestato rammarico per ciò che poteva succedere, per ciò che potrà succedere. L'ho manifestato subito, anche pubblicamente. E non per me, ormai più quello che era successo a me avvocato è successo. Ho capito. Io mi sono rattristato quando è successo un fatto altamente eclatante, infamante e vigliacco a una persona qui presente, qui io lo capisco, e queste cose non si fanno. Sono sempre ad opera di mani vigliacche, queste cose io già li prevedevo. Signor avvocato, se possiamo parlare di altro sarebbe più attinente più al processo, sarebbe penso più giusto. Vede signor Ferone, io per la verità l'attinenza al processo la giudico prima io e poi, sì, certo, no. poi la Corte. Certo. Ovviamente capisco, cerco di non disturbarla, ma insomma certe cose le vorrei sapere. Lei in qualche modo mi ha risposto, io le chiedo, questo atteggiamento del D'Agata, a quanto pare lei soltanto con lui ne ha parlato, questo mi ha detto. Ma nemmeno, sì, più o meno sì. Questo atteggiamento, dico, lei l'ha giudicato male, ha provato risentimento, in qualche modo... No, completamente. No. Per me io sono rimasto indifferente, perché io ho dato anche questa risposta, avvocato, perché ho sempre detto che ormai quello che era successo a me era successo. Mi preoccupavo per gli altri. E mi scusi, cioè per gli altri avevo pena per gli altri. Dopodiché lei il 31 è stato trasferito, sì, giusto? Sì. Però il 31 è successa anche un'altra cosa. Dopo sono stato trasferito. Sì. Ma lei dice lo stesso 31, o sbaglio? Sì, lo stesso 31. E io non ho detto prima. Lei viene trasferito. Sì. E va a Gazzi, se non vado errato. Sì. Lei ricorderà quindi di aver appreso quest'altra tristissima notizia dopo, cioè a Gazzi. Di quale notizia? Quella di mio padre? Certo, io cerco di essere il più... Allora, avvocato, io sarò più chiaro. Io ero in cella con Franco Morales alle ore circa 18 del pomeriggio. Viene la guardia, mi dice che ero atteso dai magistrati. Io dico alla guardia, senta guardia, per cortesia, dica ai magistrati che se ne possono andare perché io non ci voglio andare. Il Franco Morales mi infida, dice fai una cosa Pippo, ci vai e ci dici di non me ne ricchio, ci dici tu. In quel stesso momento ho pensato, ammazzare a mio padre. Ci disse Franco, ammazzare a mio padre. Dice, ma vai che sta dicendo? Ci disse, vi dico ammazzare a mio padre. Io quando arrivo nella stanzetta dove c'era il magistrato ad attendermi nuovamente, c'era un agente nel corridoio e ho chiesto, ammazzare a mio padre? Mi ha detto di sì.
Presidente, le chiedo scusa, Dopodiché, le chiedo scusa, Presidente, io pur comprendendo le esigenze di sfogo, no, non è uno sfogo, è per farle capire a lei nei termini corretti, anche cronologici. Signor Ferone, mi scusi, è un controesame, io faccio delle domande, Sì. lei mi risponda Passiamo alla seconda parte di questo controesame, lei cerchi di assecondare quanto più lei è possibile Sì e no, va bene. le domande. il tema affrontato con le domande. Certo, va bene. Io le stavo chiedendo di questo secondo episodio per dire, siccome lei mi ha detto che dopo che è successa la morte di suo figlio, dopo che lei si è lamentato, ha parlato con D'Agata, pretendeva in qualche modo, voleva una dissociazione, quello non ha detto nulla, lei non ha provato risentimento. Io le chiedo sinceramente, dopo che è morto suo padre, insomma, lei ha provato risentimento nei confronti di chi non si era dissociato per la morte di suo figlio? E perché avrei dovuto provare risentimento Va nei bene, confronti di io? va bene, No. va bene così. Lei, fra gli altri episodi, ne ha narrato uno che io ho cercato adesso di sintetizzare e cercherò anche a lei di ricordarlo senza andare per le lunghe. In fondo mi interessa soltanto un particolare, una spiegazione. Lei parlava di un certo episodio di botte tra tale parente di Santa Paola, il figlio di tale e tale Aparo, si ricorda? Stamattina, proprio stamattina. Sì, non ho capito il figlio. Comunque io ho parlato tra Enzo Santa Paola. Se ho capito bene doveva essere chi era che picchiava il signor Aparo? Enzo Santa Paola. Quindi vede il figlio Di Salvatore Santa Paola, sì. Giusto. Lei raccontando questo episodio a un certo punto, non mi ricordo neanche perché lo abbia raccontato, comunque a un certo punto raccontò questo episodio. Dice che in quel momento, proprio in quel momento, passava, la Corte lo ricorderà perché ha preso degli appunti, il signor D'Agata. E il signor D'Agata avrebbe usato un'espressione che sinceramente mi ha incuriosito, me la sono appuntata, vorrei capire in che senso lei l'ha riferita. Lei ha detto, e sempre si fatti chi su ammazzare, è così? Sì. Non so se la Corte lo ha capito, io voglio capire. In che senso? Lei perché sta raccontando? Cioè, cosa intendeva dire secondo lei il signor D'Agata? Che cos'era? Un'espressione di rammarico? Cosa significava? Che significa? Chi si batte sempre per ammazzare? Ammazzare che cosa? Ammazzare, uccidere, commettere omicidi? Mi faccia capire. No, cioè, nella circostanza no, in quella circostanza. Mi faccia capire però... cosa intendeva dire D'Agata nel suo giudizio, cioè nel suo riferimento di stamattina. Cosa intendeva dire? Perché io sinceramente non l'ho capito. Praticamente non aveva, a secondo di quello che ho capito io, non aveva gradito questa lite in pratica. Scusi, questo, vabbè, sì, però lei ha detto una certa cosa, D'Agata ha detto delle parole, lei le ha ricordate testualmente. Lei Sì. ha detto, e chi si batte sempre per ammazzare. Insomma, cosa significa? Cosa intendeva dire D'Agata? Non l'ho capito. Vabbè, quello io la io- pregherei di spiegarmelo. Vabbè, io ho Se detto, lei l'ha raccontato alla Corte e ha risposto al pubblico ministero, un senso lo deve avere. ma io non lo so quello che voleva intendere non lo lui, so. queste sono le frasi che lui ha espresso e questo ho detto. Non vi cioè così, non sa spiegarsi cosa intendesse dire. Ho capito. Le chiedo scusa, signor Ferone. Mi dica. Lei ieri ha parlato, ha risposto all'esame del pubblico ministero, diciamo in maniera, voglio dire, scorrevole, dialogante, serena in qualche modo. A un certo punto lei, l'unica volta che ha parlato in prima persona con le gabbie, lei a un certo punto è verbalizzato e agli atti, la Corte lo ricorderà anche lei. Credo che qualcuno dal fondo avesse detto voce o non so che cosa, lei ha cominciato a parlare in prima persona. Lo ricorda questo? Cioè dando del tu a qualcuno, se lo ricorda? Se lo ricorda o no? Se lei mi dice di preciso di quale preciso. potrebbe essere più o È meno, le successo potrei una dire volta sì o no. Allora, è accaduto che mentre lei, possiamo poi controllare il verbale, io qua davanti non ce l'ho perché purtroppo ancora, però ricordo perfettamente, lei stava narrando non so che, dalle gabbie e non so da chi, probabilmente è venuto un sollecito perché lei alzasse la voce. Lei non so come l'abbia percepito. Ah, sì, mi ricordo. Bene. Lei Sì. a chi si era rivolto dando del A tu? Marcello D'Agata, perché ho sentito la sua voce, ho riconosciuto la voce Ho capito. di Marcello D'Agata.
Per questo ho detto, era lui che diceva voce, io conoscendo la voce di lui, ho detto Marcello, aspetta che ora parlo più forte. No, non ha detto più o meno, qualcosa. Più o meno. Quindi si rivolgeva a Marcello D'Agata. Lei, io non posso formulare giudizi, non voglio che ne formuli lei. Dico, lei ricorda però che questo suo dialogare di ieri è verbalizzato, il tono no. Era un dialogare risentito nei confronti di questa persona? No, completamente no, nel modo più assoluto. Ha già risposto comunque. No, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. Io l'ho detto anche prima in quanto lei non ho ha fatto risentito. del rammarico perché... Ho capito. Ora un'ultima cosa, io non la importunerò più, almeno spero. No, non mi ha importunato. Sì, perché quando le ho ricordato quella disgrazia a me è dispiaciuto. Comunque. E vedo che lei cerca di mettere un po' di sale sulla ferita, va bene? No, che sale. Allora, a un certo punto, adesso devo costruirlo qua con i miei appunti per arrivare a episodio Morales, omicidio, Jimmy Miano, D'Agata che pensava che Jimmy Miano, invece lei che pensava che fosse stato colpa di Laudani, perché il calibro 9 lo usava di Laudani, se lo sta ricordando? Certo. Viene fuori poi un tale Cosentino perché la polizia fa indagine sulla macchina, allora lei dice hai visto Franco? A Morales, lo sai chi è questo? È il fratello di quello che è stato incaricato da un certo Di Giacomo, se lo ricorda? Sì. Questo Di Giacomo che lei ha detto ha sostituito uno dei Laudani quando Laudani era in galera, se lo ricorda? Sì. Quindi sono i Laudani. L'indomani lei questa cosa l'ha riferita al D'Agata, ha detto lei, ha detto hai visto Marcello che avevo ragione io? E D'Agata, dice lei, si è dovuto arrendere, testuale, se lo ricorda? Poi lei ha detto opera morta, non se ne è parlato più. Che significa? Che cosa significa opera morta, non se ne è parlato più? Lei ha detto ad D'Agata hai visto che avevo ragione io, che si doveva fare risalire ai Laudani? Lei ha detto opera morta, Marcello si è dovuto arrendere, opera morta, non se ne è parlato più. Cosa voleva significare? Io ho detto questo qui a Marcello o a Franco Morales? A Marcello? Scusi, lei ha detto a Franco Morales? A Franco Morales. Ha indotto. L'indomani, quando dopo aver riferito al Morales di questa scoperta della polizia, di questo arresto per la macchina, lei poi è tornato da D'Agata che invece riteneva che partisse da altre parti, che ne so, questo ha raccontato lei, e ha detto così, in questi termini? Così, e ha detto ad D'Agata questo che era successo, cioè che era stato individuato il preteso Cosentino, eccetera. Sì. D'Agata, ha detto lei, perché questo l'ho scritto, si è dovuto arrendere. Giusto? Sì, dinanzi all'evidenza dei fatti ricordo di aver detto qualcosa del genere. Dinanzi all'evidenza dei fatti ha detto ora vediamo come questa cosa qua. Perfetto, dopodiché lei ha detto opera morta, è finita là. Mi scusi, opera morta, sì. Non se ne è parlato più. Sì, cosa voleva dire? E che volevo dire? Che mi interessava a me. Il problema era loro, mica mio. Cioè era una cosa che a me non interessava. Come non lei? In prima persona, a me non interessava in prima persona, interessava praticamente se qualora avessero degli interessi a loro, opera morta nel senso in quanto per me era stato chiuso questo discorso, per me questo argomento era stato chiuso, cioè praticamente nel senso come dire, perché io lo dissi sin dall'inizio a Franco Morales, guarda che per me a mano viene di questi, poi quando si è scoperto ha detto hai visto che era come ti dicevo. Poi in effetti quando si è andati giù al passeggio c'era Marcello D'Agata e si parlava di questo fatto, qua dici, ora vediamo, ora com'è questa cosa. Opera morta. Poi, opera morta, non se ne è parlato più, però, basta. Cioè, al momento in cui non ne parlano loro, i diretti interessati, io non ce n'ho interesse. Mi deve scusare, io gli ho domandato perché nel contesto in cui lei l'ho raccontato, e non voglio fare interpretazioni, appartengono al dopo, però se lei lo racconta alla Corte e dice... Quando ho detto a D'Agata, vedi, e D'Agata si è dovuto arrendere, opera morta. Dinanzi all'evidenza dei fatti. Esatto. Sì. Sembrava che lei si aspettasse qualcosa. Lei adesso sta dicendo non mi aspettavo nulla. È così? Ma questa è una sua interpretazione, allora, avvocato. ma non una mia. La sua.
direttiva, questa è una sua interpretazione, lei può interpretare come vuole, poi appunto c'è la Corte che dà l'interpretazione. Signor Ferone, non voglio interpretare, sto chiedendo. Ma lei diciamo dà delle sfumature No, psicologiche a livello di interpretazione, comunque non ha importanza. Io le sto dicendo, opera morta per me significava chiuso là, per me, per quanto mi riguarda. Chiuso là per chi? Per lei? Questo argomento sì, Ho capito, vabbè. a tutti i livelli, in quanto c'era, allora, visto che lei sta narrando questo fatto, deve bene ricordare che mi sia stato chiesto di sapere qualcosa in merito al fratello di Jimmy o meno. Me lo ricordo. Cioè, opera morta per me è chiuso l'argomento, Ho capito. non interessa più questo argomento, Va bene. non su altre influenze. Non ho altro da chiederle, signor Ferone, io No, non ho altro da chiederle. Io ho dato questa, diciamo, Sì, ho capito. risposta, poi le interpretazioni sono Certo, soggettive. Presidente, mi scusi Presidente, Presidente, mi scusi. Presidente, mi scusi. Le chiedo scusa, signor Mi allontano, Presidente. lascio il collega Marchese, grazie. Le chiedo scusa, signor Presidente. Io alla fine dico sperando che stasera si completi, almeno per quanto riguarda il signor Ferone, poi mi riservo di farla, avrei da fare una richiesta istruttoria. E dopo spiegherò. Dico, mi riservo sin da adesso, vorrei che fosse possibile, visto che la richiesta istruttoria riguarda il signor Ferone, insomma che lui fosse ancora qui e che esigenze superiori non lo facessero allontanare, tutto qua. Sono l'avvocato Strano. Signor Ferone, stamattina lei ha riferito dell'arresto dei figli di Benedetto Santapaola, Vincenzo e Francesco, e ha detto: i figli di Santapaola sono persone per bene, abbiamo qui appuntato, erano amici di mio figlio, frequentavano lo stesso dentista, eccetera eccetera, e poi ha espresso la meraviglia per l'arresto dei due ragazzi. Poi si è dilungato a parlare di Francesco. Per Vincenzo lei che cosa ci può dire? Niente, ho detto stamattina, niente ora. Quindi lei non è a conoscenza di nessuna... E poi fra l'altro, Vabbè, comunque- avvocato, fra l'altro la meraviglia più che altro era di mio figlio, Sì, se lei questo ben l'aveva ricorda. detto. Scusi un attimo, Presidente. Sì, continua. Presidente, intervengo io adesso a seguire Avvocato Napoli. Senta, signor Ferone, lei è stato abbastanza eloquente, però io ho bisogno di qualche chiarimento, se non le dispiace. No, per la miseria. A proposito, e per continuare col discorso del figlio, lei disse che suo figlio disse: ma papà era uno studente ed era un ragazzo per bene, come mai l'hanno arrestato? Lei cosa ha risposto al suo figliolo? Io, essendo che mio figlio, Si meravigliava, lei cosa ha risposto? no, appunto ecco, essendo che io stavo dicendo proprio questo qua, mio figlio era un ragazzo che non capiva determinate situazioni, determinate strutture, come sempre facevo con mio figlio in tutti gli affari che potevano attenere giustizia, malavita eccetera, davo sempre delle risposte evasive, non entravo mai in argomenti intrinseci, in quanto sapevo che mio figlio non avrebbe capito, e allora ho detto a mio figlio semplicemente: papà, che ci vuoi fare, pazienza. Ho capito. Bene, passiamo a un'altra cosa. Lei che istruzione ha, signor Ferone? La quinta elementare. Beh, complimenti. Legge abitualmente i giornali? Sì, anche se Anche diciamo ormai più sono tutti uguali, comunque sì. Sì. Dunque, senta, lei dopo il suo arresto è stato detenuto a Bicocca? 94? Appena arrestato, dove l'hanno portato? Sono stato arrestato in diverse circostanze, il No, 94? nell'ultima occasione, ecco. Sì, Bicocca. L'ultima volta. Sì, Bicocca. Bicocca. E quando è avvenuto questo?
14 novembre del 94. Bene, ed è rimasto là fino al 31 marzo, come ci ha detto? No. Allora, Fino al 2 gennaio del 95, poi fine gennaio più o meno, giorno più, giorno meno, non ricordo, sono ritornato nuovamente a Bicocca. Cioè, i due sono stato trasferito a Carinola, più o meno un mese, sì, poi sono ritornato nuovamente. benissimo. Senta, e in cella a Bicocca lei con chi era? Io in cella a Bicocca sono stato insieme a Pistone Francesco, Sì. Pisano Santo e Franco Morales. E al rientro a Bicocca sempre con le stesse persone? No, al rientro io le sto dicendo con chi sono stato totalmente durante totalmente. questi due miei periodi, diciamo. Perfetto, Cioè l'ultimo periodo direi solo con Franco Morales. benissimo. Senta, ha incontrato a Bicocca alcuni degli imputati di questo processo? Sì, ce n'erano tanti. Ce n'erano tanti. E lei era in confidenza con la maggior parte? Confidenza no, però No. c'era un interscambio di saluto. Quindi- Ciao. Buoni rapporti, Qualcuno? diciamo. In buoni rapporti, diciamo. Sì. E da qualcuno di loro ha ricevuto anche delle confidenze? No. Prego? No. Ah, no. Senta, qualcuno sempre di loro le ha fatto leggere qualche atto processuale che lo riguardava? A me no. Sì, no. Lei ha motivi di risentimento nei confronti di Benedetto Santapaola? Io no. Non ha motivi di risentimento. Completamente. Completamente. Dunque lei ha detto che conosce Santapaola Benedetto e lo ha conosciuto, mi pare, tanti anni fa, vero? Sì. Cioè nel 70, mi pare di ricordare. 2, 3, 4, circa, sì, certo, è nei chiaro. primi anni 70, sì. È chiaro. E di non averlo più visto L'80. dall'80. Da quel giorno non l'ha più rivisto. No. Lei fra il 72 e l'80 ha avuto dei rapporti col Santapaola? Di qualunque natura, leciti, illeciti? Sì, leciti sì. Leciti sì? Sì, E di che- leciti a livello di come per esempio che sento che come ha detto stamattina c'era una bisca di Sì? Santa Paola Calderone in piazza Bovio e Santa Paola Benedetto era solito frequentare piazza Bovio e tante volte si facevano anche notte inoltrata seduti là nei sediolini di piazza Bovio e si parlava del più e del meno. Io, fra cui tra l'altro io ero anche un ragazzino. Insomma era in buoni rapporti, diciamo. Sì, Ecco. sì. Senta, un'altra cosa, un altro argomento. Lei ha detto ieri all'inizio del suo racconto che il Marino Matteo, suo personale amico, ebbe a portare a Palermo dei Kalashnikov. Sì, Ricordo bene? sì. Mi spiega meglio com'è andato questo particolare, perché l'ha detto ieri, i miei ricordi sono sbiaditi. Nell'80. Sì, cosa fece? Lei o chi per lei avevate queste armi, queste Kalashnikov, da dove l'avevate importati? Da uno sbarco, li ha portati a Fioferlito da uno sbarco Alfio Ferlito Sì. li ha portati e li ha trattati insieme con Sebastiano D'Arico, con Sebastiano D'Arico. sì, nel Medio Oriente. Bene, dopodiché li consegnò a questo Marino Matteo Sì, e li ha trasportati il Marino Matteo a Palermo. a Palermo e li consegnò a quel tale che io non ricordo il cognome, lei lo disse veramente. Sì, Non so se me lo ripete, mi fa cosa gradita. Ignazio Pullarà. Ecco, Pullarà, benissimo. Vennero date quindi allora. Cioè, aspetta, io non è che ho detto che sono stati dati nelle mani di Ignazio Pullarà nella circostanza, diciamo, appena arrivati a Palermo, che Ignazio Pullarà era l'armiere di Stefano Pontate. Perfetto. Ho detto questo, che nella circostanza le armi che ha trasportato Marino Matteo siano andate a finire appena arrivati a Palermo direttamente nelle mani di Ignazio Pullarà o a interposta persona, questo
non lo so. Matteo a lei non glielo disse? No, nemmeno diciamo si è sorvolato perché non era di tanto importante. Comunque li portò su incarico del Ferlito. Sì, insieme a Ferlito, solo insieme. che Ferlito in una macchina, lui in un'altra macchina. Benissimo, d'accordo. Poi passando ad un altro argomento, perché io cerco di ripercorrere la sua strada, insomma. Prima dell'81 lei ha detto che Santa Paola appoggiava i Cursoti. Sì. In che modo? Cosa intende lei? Ecco. Appoggiare si può appoggiare in qualsiasi maniera, in qualsiasi circostanza, Cioè, cosa significa? moralmente e anche materialmente, se ne è caso. Cioè, A livello di un appoggio logistico, delle staffette, insomma, delle se armi, i Cursoti avevano di bisogno si rivolgevano a Santa Paola. più o meno. Non è che se avevano di bisogno tutti i Cussoti andavano da Santa Paola, il rapporto era con uno, Ecco, me lo spieghi appunto il questo rapporto era con uno solo, con Manfredi. con Manfredi. Certo, e poi Manfredi era quello, diciamo, che praticamente si trascinava la sua corrente verso l'area Santa Paoliana. Questa qui è, diciamo, la linea. Ho capito. Un'altra domanda. Senta, lei sa dove era la Pancarra? La Pammacar, Sì, la Pancarra. una al viale Vittorio Veneto. Lo sa dove era collocata? Sì. Dico, insomma, c'era passato, l'aveva vista. Certo. Benissimo. Vi erano delle saracinesche o delle grandi vetrate alla Pancarra? Su questo non mi ricordo tanto bene. Non lo ricorda lei? Si ricorda se Però era... le vetrate c'erano ad ogni modo perché c'era l'esposizione comunque. Sì, e poi le saracinesche com'erano? Di quelle ermeticamente chiuse o di quelle aperte, diciamo? Di quelle che si vede nonostante fossero chiuse? Non ricordo. Non lo ricordo. Passando ad un altro argomento, lei ha detto che il nobile fu ucciso dai Cursoti con l'occhiei di Santa Paola. Ricordo bene? Io non ho parlato di nobile. Avvocato, in effetti non ha parlato, è un altro soggetto. Allora ho sbagliato io, chiedo scusa. Se vuole glielo dico qual è. Sì, e il fotografo, quello che ha ucciso del fotografo? Orazio Isaia. Orazio Isaia. Come? Furbicicchia. Esatto. Allora ho sbagliato il cognome, le chiedo scusa. Lei ha detto che questo fu ucciso dai Cursoti con l'occhiei di Santa Paola. È così o no? Non l'ok. No. Allora Bene- me lo spieghi, ecco perché non l'ho... Beneplacito. È la stessa cosa, no? No. Ok, o Vabbè, beneplacito. basta dire no, a me non mi interessa, già sia carta bianca Ah, ecco. a questi livelli. Quindi è disinteressato. Sì. Non ha collaborato o favorito o aiutato nella commissione dell'omicidio, questo volevo dirle. No, a noi ci è risultato anche fino ad oggi, ci risulta che ad opera, diciamo, dell'allora Cursoti, milanesi Cursoti, Benissimo. ma milanesi comunque. Va bene. Senta un'altra cosa. Lei ha detto che Buda doveva essere ucciso da Cappello ed invece fu fatto così, ha detto da Santa Paola, e ha raccontato quella storia del Grotta del Gallo, eravate stato a mangiare e così via. Si ricorda? Io non ho detto che Buda doveva essere ucciso da Cappello e che è stato ucciso da Santa Paola. Io ho detto semplicemente che un giorno, mentre mi trovavo insieme al Carmelo Buda ed altre persone che già ho menzionato, al ristorante La Grotta del Gallo, al rifornimento, al rientro, ci siamo fermati nel rifornimento, si è fermata una Renault 5 e ha iniziato a sparare in direzione di Carmelo Buda ed hanno ammazzato Carmelo Buda. Sì. Ma lei non disse E che, no, lo sto dicendo Sì, quello prego, che anche prego. ho detto. Sì. E che io subito ho detto che la mano veniva non da Cappello, non è mano di Cappello, perché Cappello avrebbe ammazzato me. Cioè, essendo che di già c'erano in atto i screzi tra il Sciuto e il Cappello, allora era logico pensare che sarebbe stata ad opera del Sciuto, ad opera del Cappello, in quanto di già il Cappello, diciamo, aveva di già
subito un omicidio da parte di Sciuto, per cui era, come dire, la risposta. Allora in quel caso ho detto no, questa non è una risposta, perché se risposta era te la davano uccidendomi a me, non uccidendoti a Carmelo Buda, per cui non è in mano di Cappello, questa è in mano di gente di Mappassotto, di Santa Paola, qualcosa di genere. Lei non sa chiarire chi, in generale dice così. Sì, sì. Ho capito. Ma perché dovevano Malpassotto, Santa Paola uccidere proprio Buda e non lei in quella circostanza in o effetti, gli altri presenti? Perché ancora loro non sapevano, diciamo, fino a che livello poteva essere l'importanza della mia, diciamo, posizione nel gruppo Sciuto, ma bensì il Carmelo Buda perché era parente di Sciuto. Era parente di Sciuto, per cui praticamente le si colpiva all'interno della famiglia e la guerra era sicura. Ho capito. Senta, un'altra domanda. Lei ha parlato di continue riunioni con Claudio Di Mauro, a volte a casa sua, cioè sua di Ferone, e a volte a casa di Claudio, più spesso anche a casa di Claudio. Io a casa mia di Claudio Di Mauro non ne ho mai parlato. No, lei ha parlato In riunione sì, ma non di Claudio Di Mauro. A casa di Claudio Di Mauro sì. E un'altra riunione parlò di un'altra riunione fatta a casa sua, ricordo bene o no? Ma non che c'era Claudio Di non Mauro. c'era Claudio Di Mauro, vabbè. C'erano di volta in volta qualche rappresentante così di Claudio Di Mauro. Ma non lui proprio non c'era? No, lui no, quando si svolgevano a casa mia. Senta, queste riunioni in casa di Claudio Di Mauro, quando sarebbero avvenute? Il periodo lo ricorda? 88, 89, 88, 89. più o meno, in quei periodi là che lui era agli arresti domiciliari. Lei li colloca fra l'88 e l'89. Lui era agli arresti domiciliari. Sì. Senta, e aveva degli obblighi, dei vincoli Chi? con gli arresti domiciliari? Non aveva nessun obbligo? Non aveva tutti gli obblighi. E cioè? Non poteva ricevere persone, non aveva il telefono, tutto ciò che diciamo che sono di contorno a tutti questi, diciamo. Sì. E come avvenivano allora tutte queste riunioni con tutte queste persone di cui lei ha parlato? Liberamente. Liberamente. Ma non è mai capitato che sono intervenuti poliziotti, carabinieri per controllare? No, mai. No, mai. Quindi voi vi fermavate anche qualche ora là? Diciamo più o meno, a volte sì. A volte sì. Passando poi ad un altro argomento, lei ha detto che in occasione della guerra fra Santa Paola e Ferrera, tutte e due, Santa Paola e Ferrera, chiedevano aiuto ai laudani, se ho capito bene sempre. È così? Sì. Sì. Cioè, me lo può spiegare meglio che vuol dire? Cioè, come mai sia Santa Paola che Ferrera, che erano in guerra, chiedevano aiuto entrambi ai laudani? In quanto, per esempio, i Santa Paola sapevano che Giuseppe Ferrera, durante la sua latitanza, si nascondeva nella zona di Zafferana, ma non sapevano dove. Sì. Allora, in questa circostanza, hanno chiesto l'aiuto ai laudani per individuare il posto. Il che Michele Di Mauro, e qui siamo nel 91, Sì. primavera 91, Michele Di Mauro, cognato di Giuseppe Laudani, incontrandomi, in quanto era anche lui latitante, proprio mi dice che le chiedevano di darle una mano. E io le dico che anche Giuseppe Cavadruzza aveva mandato a dire a Giuseppe Sciuto se poteva darle una mano. sì. Per cui stanno cercando di chiederci aiuto uno e l'altro. Ti raccomando, facciamoci i fatti nostri, perché anche Pippo ha mandato a dire così. Ho capito, mi è chiaro. Senta, Pippo sarebbe Giuseppe Sciuto. Giuseppe Sciuto, sì. Se dopo la morte di Buda, Claudio disse che era giunta l'ora di restituire il favore a Santa Paola. No, No? dopo l'attentato a Giuseppe Ferrera all'ospedale. Ah, dopo l'attentato.
Quindi non c'entra, non fu dopo la morte di Buda questo? Quello diciamo che è stato accantonato il discorso di Buda. Sì, ho capito. Quindi dopo la cosa. E così Di Mauro provvide ad uccidere Colombrida, lei ha detto, tramite i Ferrera, no? Che faceva parte dei Ferrera. Sì. E per quale ragione quindi doveva uccidere Colombrida che era con i Ferrera, il Claudio Di Mauro? Qual era la ragione di questo omicidio? E la ragione è semplice da dedurre. In un contesto malavitoso è normale, è semplice. Anche se Ma sai che diciamo... tante cose non le conosco. E lo so, avvocato. Glieli spiego io allora. Certo. Con la mia quinta elementare. No, io le ho fatto i complimenti per la sua quinta elementare. Non lo so, avvocato. No, io le sto dicendo è così a lei. chiaro nel suo vocabolario che lui merita. No, le stavo dicendo in quanto era giunto il momento, come per esempio che loro hanno ammazzato Carmelo Buto per creare la scissione all'interno del gruppo Pillera. Sì. Più di meno siamo, più deboli siamo, più controllo c'è. Questa è una filosofia. Allora, la stessa filosofia è stata adottata a sua volta in quella circostanza contro di loro. Come dire, questi giochetti io l'ho sempre saputo che sono stati dei boomerang. In effetti in questa circostanza praticamente diciamo che sulla filosofia della malavita le è ritornato questo boomerang ai Santa Paola, perché essendo che scoppiasse una vera guerra interna tra il clan Ferrera e il clan Santa Paola si sarebbero indeboliti. Ma senta, questo Noi in crescita, loro in ma indebolimento. questo c'era già sta guerra, tant'è vero che lei disse andarono a sparare a Ferrera all'ospedale. Sì, però Quindi che ragione c'era che Di Mauro doveva uccidere il Colombrida? quella che le ho spiegato, fare scoppiare una guerra interna al clan Ferrera. C'era già tipo la guerra, era già in atto questa guerra, no? Però più che altro diciamo che era una guerra diciamo semifredda, Ho capito. Senti, poi perché lei- miravano a colpire le persone giuste per evitare appunto una guerra su tutto campo. Cioè invece appunto Claudio Di Mauro mirava a fare scoppiare una guerra a tutto campo Ho capito. E poi lei all'interno del clan Santa Paola Ferrera. E lei aggiunse, mentre i Laudani provvidero ad uccidere Caudullo, che era vicino ad Ercolano, no? Sì. E perché i Laudani avrebbero dovuto uccidere questo Caudullo vicino a Ercolano? Per dare un contributo in più a questa filosofia. Quindi da un lato e dall'altro. Indebolirsi erano costretti in un certo modo a chiedere conforto ai lautani. Cioè era questa qui la filosofia. L'ho capito, però lei poco fa, mi perdoni, aveva detto che i Santa Paola, come i Ferrera, ma io mi riferisco a Santa Paola, aveva chiesto aiuto ai Laudani. È vero o no che l'aveva detto lei questo? In occasione della guerra... Santa Paola aveva chiesto aiuto ai a lautani. Perfetto. Giuseppe Ferrera l'aveva fatto a Giuseppe Sciuto, l'aveva chiesto. No, lei per la verità poco fa ha detto che in occasione della guerra Santa Paola Ferrera tutti e due i gruppi chiesero aiuto ai Laudani. Chiedevano aiuto a noi, lautani a noi. Al Laudani. Cioè perché il Santa Paola si rivolge ai lautani, Ferrera si rivolge a noi, Sciuto. Perfetto. Essendo che praticamente siamo tutti una Perfetto. cosa, Sciuto lautani, praticamente chiedono a noi aiuto. Certo. Ora mi dica Allora una a cosa. chi dobbiamo aiutare? Noi non aiutiamo a nessuno e ci facciamo i fatti nostri. Ora mi dico una cosa, io ci vado per logica, lei forse Sì, mi potrà sì. spiegare meglio. Ma se Santa Paola chiede aiuto ai Laudani, come mai i Laudani gli ammazzano un uomo di Santa Paola, cioè Caudullo, come lei ha detto apparteneva al gruppo Ercolano? Non è strano questo? Certo, all'apparenza certo che è strano. E allora? Ma se lei guarda un filo conduttore non lo troverà più strano. Gli interessi sono reciprochi uno con l'altro. Cioè perché l'uomo dei Santa Paola è stato ucciso prima. No, cioè veda, io non ho capito bene. Lei da un lato mi dice che i Santa Paola sono vicini ai Laudani, da quello che ha detto lei. Dopodiché i Laudani ammazzano uomini di Santa Paola, il che per me è strano, forse per lei no, e quindi la chiudiamo qua.
Dunque, poi lei ha detto... Cioè, ma io non vicini quanto? Se lei parla mi dà un ordine cronologico. E glielo diamo subito l'ordine cronologico. In occasione della guerra semifredda, come l'ha chiamata lei, fra Santa Paola e Ferrera. E allora? In quel periodo lei disse che Santa Paola chiese aiuto ai laudani. Mi spiego? No, dopo... No? Allora, Dopo, quando già c'è stata, dopo la strage che si è verificata sull'autostrada, no, mi scusi. il rifornimento di Palermo, Mi scusi, dopo, lei ha detto è nell'esame. ho detto anche il 91, E ora è primavera che ero latitante. E ora sul mio controesame lei ha detto che in occasione di questa guerra Santa Paola Ferrera, che lei poc'anzi ha definito semifredda, i Santa Paola si rivolgevano e chiedevano aiuto ai laudani. Questo lei ha detto fino a un minuto fa. Adesso se la corregge a me... No, io non sto accetto correggendo la sua niente, no, correzione. non c'è nemmeno niente da correggere, Niente. avvocato, io non sto correggendo niente, io sto dicendo, se noi parliamo in ordine No, cronologico, potrebbe io avere posso... un ricordo lei sbagliato o errato dovuto al tempo, non è che è un'accusa che io le muovo. No, per la miseria non si parla qua di accuse me, neanche per capire. Certo, Il discorso è qua, il discorso sta nel fatto che prima viene eseguito un attentato nei confronti di Giuseppe Ferrera all'ospedale. esatto. Da quel momento Da quel momento entra in atto c'è una guerra semifredda fra Ferrera e Santa Paola. e Santa Paola. Beh, no. Il Claudio Di Mauro, Claudio Di Maio dice approfittiamo Approfittiamo di questo momento. I laudani in questo momento perfetto, ammazzano. approfittiamo di questo momento e si fa di quello che Perfetto. abbiamo parlato. Va Perfetto. bene, fino a qua ci siamo. Ora io mi chiedo e le chiedo. Dopo, ma se dopo Santa- questi due omicidi praticamente è scoppiata la guerra frontale tra il clan la Santa Paola e il clan Ferrera, Sì. che è durato un mese, 2 mesi, un anno, Quello che non sa lo adesso. ricordo di D'accordo, preciso. d'accordo. Ricordo che fino nel mese di, mi pare che nel 91 più o meno, ricordo che incontrandomi con Michele Di Mauro Sì. mi disse che Santa Paola aveva chiesto a lui, A Claudio Di Mauro? no, A Michele, scusi. Michele Di Mauro, cognato di Giuseppe Lautani, Sì. non ha niente, non ha grado di parentela con Claudio Non c'è Di Mauro, parentela, di cui fra l'altro già stiamo parlando che Claudio Di Mauro è morto, Sì. tenga presente anche questo, Di Mauro è morto quando? Nel nel 90 settembre. a Roma. Settembre-novembre, va bene. Per cui per dirle che già praticamente i mesi sono passati. Allora a questo punto le sto dicendo anch'io che anche Giuseppe Ferrera aveva chiesto aiuto a Giuseppe Sciuto, il che noi ci siamo astenuti. Ti raccomando, non darle appoggio, facciamoci i fatti nostri, perché là è un discorso familiare. Non possiamo noi entrare in tutto e per tutto a viso scoperto in questa storia qua. Vabbè, ho già capito, signor Ferrone. Andiamo avanti, se no ci areniamo su questo punto. Anche perché in quella circostanza ho detto a Michele Di Mauro, ma ci hai fatto caso che non è caduto nessuno di famiglia, ma bensì tutti contorno? Dunque, poi Per parlando cui teniamoci alla larga. Sì, parlando dell'altra guerra Sciuto Cappello, lei ha detto nell'esame, finì nel 90 con l'aiuto di Santa Paola, ma in effetti era una trappola per Cappello e ha spiegato tutta quella vicenda del malpassato che si è rifiutato, eccetera. È così? È così o no, signor Ferrone? Sì, siccome ci sono due fasi, Sì, e non certo. so lei quale fase si rivolge, alla prima o alla seconda? Allora le dico subito, ci fu Punto. una prima fase che lei dice la guerra Sciuto Cappello finì nel 90 con l'aiuto di Santa Paola. Lei disse così inizialmente, no? E poi raccontò quell'episodio del malpassato che portò, che rappresentava una trappola per Cappello e il malpassato non volle accettare. Sì, Dopo questa fase muore Pace sì, e ci siamo, no? sì, Dopodiché lei disse fu fatta la pace nell'ottobre del 90 grazie all'intervento di Miano. sì. Perfetto. Ottobre, novembre, in quei mesi là. Vabbè, certo, Sì. diciamo. Ora io le voglio fare questa domanda, ma non era stato Santa Paola a mediare questa pace o fu Miano a fare questa pace? Perché lei prima ha detto che era stato Santa Paola, poi dice che è stato Miano.
Vorrei capire, la pace la mediò Santa Paola o Miana? Avvocato, che lei O vuole tutte e due? capire io le spiego perfettamente. Certo, E come le ho detto, e come lei stesso sta dicendo, in una prima fase sì. c'è stata, diciamo, questa forma di complotto, il che dopo, diciamo, la risposta di Giuseppe Pulvirente non se ne fece niente. Perfetto. E io ho detto ad Aldo Ercolano che qualora si prospettasse la possibilità di un qualche pace, per questa pace mi farebbe piacere che ci sareste anche tu Sì. a fare questa pace. Quando sul finire del 90, come ho detto, si presentò Jimmy Miano per questa pace, io ho detto di sì, però che a questa pace partecipassero anche Santa Paola, in quanto Allora contribuirono in due a questa pace. sì, sì, E in questo- quanto basta, no, io avevo promesso, va bene avvocato, visto che lei, visto Io appunto, volevo va bene, volevo capire questo passaggio, quindi contribuirono in due, Santa Paola e Miano, d'accordo. sì, in effetti fu fatta a Milano questa pace, Fu fatta a Milano, sì, questo l'ha detto anche. sì. Avvocato, Sì. quando si parla di Santa Paola, io dico Santa Paola come denominazione, Ma questo io lo so e ormai sono abituato Appunto, a sentire Santa Paola sempre. sì. Di Santa Paola è in cielo intero in ogni luogo. appunto, e mi chiedo scusa nella circostanza del signor Santa Paola, è solo per una forma di ma è una denominazione. regola, lo so che è così. Senta, lei ha detto che, se ho capito bene, ricordo bene io, che Mazzei Santo fu appoggiato da Santa Paola per diventare uomo d'onore. Lo conferma? Io ho detto che fu appoggiato da Santa Paola. Per diventare uomo d'onore, lei ha detto? Da Leo Luca Bagarella ho saputo. Come? Ho saputo da Leo Luca No, Bagarella. Mazzei Matteo. Mazzei? Mazzei Santo, scusi, lei ha detto che Mazzei Santo fu Appunto. appoggiato da Santa Paola per diventare uomo d'onore. No, è stato appoggiato nella guerra in corso. In quanto uomo d'onore ho sempre saputo che un rapporto di amicizia tra Mazzei e Leo Luca Bagarella, in quanto me ne parlò Gaetano Lautani. Capito male, ma io non so. No, scusi, una cosa, ecco questo. Per diventare uomo d'onore Mazzei Santo ci volle l'appoggio di Santa Paola, secondo quello che lei sa? Questa è la domanda. È normale. È normale. È normale perché si tratta anche di un catanese che operava su Catania. L'importante le venne facile a Santa Paola in quanto non c'era più Cavadruzzo. Quindi dire fu appoggiato da Santa Paola è giusto per diventare uomo d'onore, è così o no? Sì, Vabbè, questo. Lei come l'ha saputo tutto questo? ne ho parlato con Gaetano Lautani, me l'ha detto Gaetano Lautani. Gliel'ha riferito Gaetano Lautani? Sì. Senta, le devo fare una domanda precisa a proposito di Santa Paola e del gruppo Santa Paola. Lei sa se Benedetto Santa Paola si è occupato di traffico di droga? Personalmente no. Personalmente non se ne è occupato o non lo No, sa? non lo so. Ah, non lo sa, ecco, va bene. A proposito di droga, lei ha detto che nell'organizzazione Santa Paola, così ha detto lei, non potevano acquistare droga da altri. Ricordo bene? Sì, La dovevano acquistare solo all'interno del gruppo. sì. Ecco, ma come mai allora il Campanella tramite Di Mauro Claudio ne acquista mezzo chilo che gliela fornisce lei? E l'ho spiegato anche ieri, credo, avvocato. Era perché Per provarlo, volevano vedere la gradualità, quello che abbiamo dedotto noi naturalmente. Ah, ecco. Sì. Senta, signor Ferrone, ma non le sembra eccessivo spendere 45 milioni per provarla? Ne poteva acquistare 50 grammi, 20 grammi, o sbaglio nel fare questa considerazione? Dunque, Sì, tenga presente che Campanella, sì. Aldo Ercolano sono persone che a me risulta che non fanno uso di stupefacenti, non ne fanno uso. Non ne fanno uso.
chiedere a noi 20 grammi, come dice lei, 50 grammi, No, dico, dava per l'impressione, provarla, dava, appunto, ecco, mi consenta, Prego. poteva anche dare psicologicamente l'impressione che era per loro, per farne uso personale, nel senso. Allora è normale, per non dare questa impronta, Sì. dammene mezzo chilo, anche perché a sua volta loro la rivendono, per cui non è che stanno perdendo un granché. Con 20 grammi danno più una brutta impressione accentuata, con mezzo chilo no. Ah, ok, quindi lei dice con mezzo Secondo quello che abbiamo dedotto noi, avvocato. mezzo chilo non dà nell'occhio, 100 grammi darebbe nell'occhio. Personale potrebbe anche essere. La sua considerazione. Certo, una considerazione. D'accordo. Queste forme di. Però io le devo dire Sì. questo. Lei mi pare di aver detto di conoscere personalmente Campanella, no? Sì. Ecco, come mai Campanella non la chiede direttamente a lei e passa attraverso Di Mauro Claudio? No, non è una questione che la chiede a me o la chiede a Claudio Di Mauro, è una questione che lui nella circostanza ne aveva parlato con Claudio Di Mauro, ma che il Claudio Di Mauro ad ogni modo ne doveva parlare con me, lo sapeva anche lui. Cioè questo qui appunto non è niente, infatti cioè, questo- che ne parlava con me o ne parlava con Claudio non è che era un problema questo. Cioè io dico questo, come mai non l'ha chiesta a lei direttamente? Vabbè, ma lei... No, perché si vede che magari quando ne hanno parlato io non c'ero, sono arrivato dopo, sono arrivato il giorno dopo, per cui non è un problema. Le devo fare alla fine delle mie domande per chiarire. Lei ha parlato di un quadrangolare di calcio. Sì. Quando si è tenuto questo quadrangolare e dove? Giugno 80 allo stadio di Catania. Al Cibali? Sì, Lo stadio Cibali. Senta, ma l'ha organizzato lei questo quadrangolare? come dice come denominazione o allora cioè, contratti eccetera o allora come socio di fatto. In generale le chiedo, com'è C'ero andata a io, studiare? Emilio Panebianco, Antonino Roffino e Giovanni, se non ricordo male, Sapienza. E come l'avete organizzato? Cosa avete fatto? Richiesta alla federazione, alle squadre? Mi spieghi? Sì, sì, tutto regolare. E cioè? Cioè è andato Emilio Panebianco, ha trattato con le squadre perché le squadre di calcio in genere, finito il campionato, si vanno a fare questi tornei, in questi diciamo campionati quadrangolari eccetera organizzati, che spesso e delle volte non sono nemmeno organizzate dalla federazione calcio, ma sono liberi. Cioè uno fa la richiesta, le viene accettata e a sua volta poi passa tutto ciò che c'è da passare, le pratiche attraverso i vari uffici ed è una cosa normalissima. Ma era diretto da arbitri federali questo torneo? Sì, con l'assegnazione, se non ricordo male, E allora, le federale però di qua, di Catania ad ogni modo. e allora se c'erano gli arbitri federali doveva necessariamente esserci l'autorizzazione della federazione? Dico bene? Sì. Perché non si può avere l'arbitro federale se non si ha l'autorizzazione della federazione. Su questo punto degli arbitri non lo ricordo Una bene. persona competente. No, lo sto dicendo, su questo discorso degli arbitri non ricordo, per cui. Ecco. No, io volevo chiarire questo, cioè se c'era stata un'autorizzazione federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non saprei esserle preciso in merito. Non mi sa essere preciso, però trattandosi di chi c'era a Torino, ha detto lei Ascoli? Sì, Ascoli e Napoli e Catania, Quindi, ed erano alloggiati all'hotel Santa Tecla E allora, per tutto il periodo. Essendoci squadre di Serie A ci voleva necessariamente l'autorizzazione, Sì. non si poteva fare. E ci è voluta anche l'autorizzazione per il servizio d'ordine, Che è per chiaro. tutto, certo. È chiaro, e se ne è occupato lei di tutta questa No, organizzazione? no, Emilio Panebianco ho detto, no io. E lei di che cosa si è occupato in questa? Io mi sono occupato per prendere, come dire, le cosiddette mascherine, visto che lei è competente, le mascherine per metterle a staccare i biglietti, tutte queste cose qua, per evitare che facessero entrare persone gratis, ecco, queste cose si è qua. occupato degli ingressi e dell'organizzazione di questo. Sì. Ho capito. Va bene, grazie. Poi, senta, lei conosce certo Gullotta Antonino, credo di ricordare? Non mi ricordo. Non le dice niente. Quindi vediamo se io la posso aiutare. Sa se è un collaboratore questo di giustizia?
mi ricordo questo nome. Non lo ricordo. Quindi è inutile che lei chieda a quale gruppo appartiene perché non lo riesce lei a identificare. Va bene, non ho altre domande, signor Ferone, grazie. Avvocato Calino. Lui è più anziano di me, quindi ha la precedenza. Grazie. Due sole domande, signor Ferone. Lei conosce il quartiere di San Giorgio? Approssimativo. In che senso, signor Ferone, approssimativo? Approssimativo, nel senso che non è che io sono, diciamo, della zona del San Giorgio, ci ho abitato. Ci ha abitato? Sì. Per quanto tempo ci ha abitato? Dall'85 al 90, diciamo 5 anni. Circa 5 anni. Sì. Abitando. Senta, signor Ferone, lei ieri ha parlato di un tale Di Fazio, riferendo alcuni episodi e mi pare riferendo anche di averli appresi dai Platania. È sì. così? Sì. È così. E lei sa i Platania quegli episodi da chi a loro volta li avevano appresi? Non ho capito. Lei sa quegli episodi a loro volta i Platania da chi li avevano appresi? Bernardo Platania è uno degli esecutori materiali, non l'ha appreso da nessuno, insieme a Giuseppe Catalano. Sì, per un episodio. Sì, per quell'episodio. Per quanto attiene il Di Fazio Umberto in particolare. Lei parla di quale episodio parla? Lei mi dica dell'episodio. No, di un episodio. Ieri ha parlato lei di Fazio Umberto, sì. che ho imputato in questo processo, sì, per intenderci. Sì. Io mi riferisco espressamente alle sue indicazioni circa di Fazio Umberto, a nient'altro. Sì, mi dica. Lei ha dato alcune indicazioni, ha detto le ho apprese dai Platania. Me l'ha detto Bernardo Platania, Mario Platania, in quanto aveva timore di questo fatto che venisse a galla e che si preoccupava che Giuseppe Catalano si pentisse. Questo me l'ha detto Bernardo Platania. Il fatto di Giuseppe Catalano è un altro fatto. Dico il fatto di Fazio Umberto che le ha riferito Platania di Fazio Umberto. Lei sa, cioè quelle considerazioni, quelle indicazioni che ha dato lei ieri per averle apprese da Platania, lei sa il Platania da chi le aveva apprese? Ma le considerazioni relative a che alla figura del Di Fazio nel gruppo del clan di Santa Paola, non so, avvocato, se lei vuole dire questo. Sì, in questo senso. In questo senso. Certo. Da chi le aveva apprese? Platania. Vabbè, loro sono del quartiere, loro si conoscono tutti quanti, uno con l'altro, più o meno. Ma avevano rapporti di frequentazione? Con il Di Fazio no. Quindi diciamo così in generale nel quartiere? Sì. Nessun'altra domanda, grazie. Signor Ferone, un chiarimento. Durante l'esame condotto dal signor Pubblico Ministero, lei oggi ad una domanda precisa ha detto, anzi ha dato quella che è la sua definizione per responsabile. Ha detto che il responsabile è un capo di Cina. Mi conferma la circostanza? Più o meno, diciamo sì. E poi ha detto che equivale ad un responsabile di zona. Mi conferma quest'altra risposta? Più o meno sì. Ma allora esattamente per quello che è la sua conoscenza, a Catania vi sono più responsabili? E per quanto riguarda altri gruppi c'è un responsabile per ogni gruppo. Per quanto riguarda il clan Santa Paola c'è un responsabile per ogni zona, però fa sempre riferimento al quartiere generale del Santa Paola. Ma allora questo vuol dire che vi sono più responsabili di zona nella organizzazione denominata Santa Paola, così come sta dicendo lei, giusto? Sì. Ho capito bene? Sì, e che non possono prendere iniziative nonostante ciò, se non dietro direttive superiori. Il ciò equivale a dire che vi sono più capi di Cina nella organizzazione del Santa Paola, giusto? Ho capito bene? Più o meno a linea di massima, sì. Poi tengo presente un'altra cosa, avvocato, quale mi consenta. Sì, prego. Che io non sono mafioso e che
cioè nel senso che dovrei conoscere tutta, diciamo, questa No, gerarchia interna a Cosa Nostra, io non le sto chiedendo, cioè nel senso, per organigramma. capirci meglio, questo che io, diciamo, in un certo qual modo c'è stato un periodo in cui ci sono state delle situazioni o che io capisca o che io conosca, cioè che poi io mi esprimo a modo mio. No, Se guarda, poi magari ci sono delle definizioni precise, sa, ma il succo credo che Ferone, sia guardi, poco. lei si esprime molto bene, infatti io concordo con il complimento che le ha rivolto l'avvocato Napoli e che cercavo di capire quello che è il concetto e la definizione che lei ha dato di responsabile, l'equivalenza al capodicina e al responsabile di zona. Adesso io invece desidero capire un'altra cosa, ma in buona sostanza quali sono le mansioni del capodicina o del responsabile di zona secondo quello che lei sa? Grazie delle lusinghe, anche lei comunque è una persona abbastanza alla quale, d'altronde ci conosciamo da tanto tempo purtroppo, anche se siamo in situazioni diverse. Da circa 18 anni. Appunto. Dunque, non sarebbe una cattiva idea, se lo farebbe tutto il mondo. Comunque, come le stavo a dire, responsabile di zona del gruppo Santa Paola, in che consiste? Partiamo ad esempio Natale di Raimondo. Diciamo che lui ha con sé una decina di avvicinati, di affiliati, come si vogliono chiamare, si chiamano. Questi 10 non sono tenuti a conoscere il superiore di Natale di Raimondo, lo conosce solo Natale di Raimondo, o anche se li conoscessero, ciò non ha importanza, è relativo. Sono stato chiaro o meno? Sì, io allora a questo punto vorrei capire una cosa. Il responsabile di zona o il capodicina o il responsabile del gruppo normalmente si incontra con altri responsabili? E all'interno di Santa Paola io questo l'ho sempre saputo, periodicamente si riuniscono per fare il punto della situazione. E invece per quanto riguarda i responsabili di altri gruppi ci si incontra anche in un periodo ovviamente dove non c'è la cosiddetta guerra? Se c'è un motivo sì. E lei nell'ambito del suo gruppo, secondo quello che ha risposto poco fa al signor pubblico ministero, si definisce un responsabile? Anzi, si definiva, scusi. Appunto, stavo per farla io questa precisazione. Diciamo che sì, in un certo qual modo. E allora, essendo anche lei un responsabile, è chiaro che aveva occasione di incontrarsi con altri responsabili di altri gruppi, giusto? Sì. E lei si è incontrato mai con Battaglia Santo? No. Lei ha avuto modo di incontrarsi mai con Angelo Mascali? No. Lei Ho detto direttamente che non lo conosco di persona. Sì, ricordo, infatti, ma devo ripetere la domanda? Sì, perfetto. E lei ha avuto mai modo di poter vedere Sebastiano detto Iano Mascali? No. Grazie, non ho altre domande. Presidente, chiedo scusa, avvocato Attanasio, mi devo allontanare, nomino mio sostituto processuale l'avvocatessa Mirella Viscuso. Grazie. Sì, avvocato Attanasio per Cristaldi. Signor Ferone, le chiedo scusa, lei ieri o stamattina ha detto che suo figlio intendeva aprire un bar, credo in piazza Duca di Camastra? Mi scusi avvocato, non ho capito bene, vuole ripetere per cortesia la domanda? Era suo figlio che aveva intenzione di aprire un bar